Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i 12 che si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». C'erano infatti circa 5.000 uomini. Ed egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 50 circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati nelle loro case. È appena iniziata l'estate. Gli astronomi datano il solstizio d'estate nel 21 giugno 2025 alle ore 4:40. E oggi la Chiesa, lo avete sentito, ci propone la solennità del Corpus Domini con il Vangelo, dove Luca ci presenta Gesù che decide di non congedare la folla perché vada a cercare alloggio e cibo da altre parti. Se avete notato, i verbi che descrivono questo miracolo di Gesù sono gli stessi che noi usiamo nelle nostre celebrazioni eucaristiche. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Qual è il messaggio per noi oggi? Gesù ci conosce bene. Lui sa che senza il pane della sua parola e dell'energia dell'Eucaristia, quella folla che siamo tutti noi non fa molta strada e trascorre i propri giorni all'insegna dello stress, dell'ansia, della fatica e della paura per il domani. Solo se ognuno di noi, ogni domenica, si lascia avvolgere e convertire dal Vangelo del Signore Gesù e si nutre del pane della sua presenza, noi inizieremo ogni domenica una settimana con l'energia di un amore, di perdono, un amore e un perdono che Gesù ci dà, che rompe tutti i nostri rancori, le nostre ambizioni sterili e tutte le inutili gelosie che abbiamo giorno dopo giorno. Ogni 8 giorni abbiamo bisogno di questo pane dell'Eucaristia per non smarrire la strada della sapienza di Gesù che ci rende felici. Voi dovete sapere che davanti alle chiese, soprattutto nei primi secoli, il battistero era costruito su una pianta ottagonale per ricordare l'evento della risurrezione avvenuto l'8° giorno e per invitare i battezzati a non disertare mai la celebrazione dell'Eucaristia ogni 8 giorni. Ma San Luca si rivolge anche a chi nelle comunità cristiane svolge ministeri e servizi vari,
dai preti, dai vescovi, ai catechisti, passando per i responsabili della Caritas, della liturgia e dell'animazione comunitaria. Per dire che cosa? Che il Signore Gesù sa anche che chi è chiamato a servire è perennemente tentato dal comandare, dal dare ordini e disposizioni senza ascoltare e dal sostituirsi al vero pastore Gesù e di prendere tante volte il suo posto. Ed è per questo che Gesù decide di non congedare la folla e di invitare i suoi discepoli a mettersi in gioco. Voi stessi date loro da mangiare, per restare servi e mai diventare padroni della comunità del Signore Gesù. Questo significa che l'Eucaristia domenicale non è mai celebrata solo per gli altri, per chi viene a messa, ma sempre per tutti noi. Tutti, nessuno escluso, abbiamo bisogno che Lui ci incontri, ci parli, ci curi, ci guarisca, ci aiuti a restare con fedeltà nel solco del dono di noi stessi agli altri. Grazie a questa bella testimonianza di San Luca possiamo dire, prendendo a prestito le parole di un noto teologo, che dal Papa all'ultimo dei battezzati c'è un momento, quello della Santa Liturgia, in cui la Chiesa ferma se stessa per confessare che non è lei che salva, che non è lei che rivela, che non è lei che guarisce, che non è lei che ci conduce fino alla soglia della città di Dio. Ma perché? Allora, siamo all'inizio dell'estate, non usare questo tempo estivo per tentare un po' di riposo anche nello spirito? Perché non provare a uscire dai ricordi di quando andavamo a messa e riprendere questa partecipazione all'Eucaristia? Noi abbiamo tutti tante e forse tantissime ragioni per restare sulla soglia delle nostre chiese. Siamo magari rimasti delusi, fermati ingiustamente da qualche prete, però non basta sta roba qua. Bisogna che noi non andiamo più a cercare un cibo vero in altri villaggi che non sono quelli di Gesù. Perché questo non può essere un motivo per restare lontani, ma dobbiamo capire che ogni domenica il Signore si offre a noi per soddisfare la nostra voglia di pace, di infinito e di bellezza. Questo povero, ferito mondo non lo possiamo servire, curare e amare senza la presenza e l'energia del Signore Gesù. Le nostre case restano disorientate e povere se ci allontaniamo dal Maestro che ci aiuta ad abitare l'oggi di questo mondo senza eccessive e inutili strategie per un passato che non torna più, ma che ci dona queste nostre case, hanno bisogno della presenza di un Maestro vero, quello che spezza il pane per noi e ci dona la forza di condividere nel perdono e nell'amore anche tutta la nostra vita. La preghiera che ho fatto è questa. Caro Gesù, mercoledì scorso mia sorella ha iniziato gli esami di maturità. Questa settimana iniziano gli orali e lei passerà tra i primi. È tanto tesa, ma mamma fa di tutto per darle da mangiare cose sane e nutrienti. La cosa bella però è che mamma prepara macedonia, dolci e piatti freschi per tutti. E così, grazie all'esame di Sara,
mangiamo tutti cose buone. Hai ragione tu, Gesù. Non si può mandare via chi ha fame e chi ha bisogno di riprendersi dopo un giorno di cammino e di attività. Che bella la tua frase, Gesù, date voi stessi loro da mangiare. Anche se a noi viene voglia di dirlo a te, dacci tu, Gesù, il cibo che ci tiene in piedi e che ci insegna ad amare. Donaci, Gesù, il tuo pane che allontana da tutti noi quelle guerre che anziché fermarsi crescono di mese in mese. Donaci, Gesù, la tua pace e grazie del dono dell'Eucaristia.